perché lo show sta ancora soltanto facendo di assaporare le prime note che allieteranno questa lunghissima e assolatissima giornata. Ricordiamo che tra pochi minuti, in realtà circa... Vabbè, niente sorprese. 20 minuti arriva la prima nave. Ne avremo 6, non una, non due, non tre, ma 6. Quindi, insomma, abbiamo un sacco di cose da fare oggi. Scaldiamo l'atmosfera con queste note brillanti, frizzanti e lagunari. Doc, con i rimorchiatori, una band very rock and roll. When no one might say, sing to me every day, every day, every day, every day. I had to do. Oggi siamo qua chiaramente per ribadire per l'ennesima volta il nostro no al passaggio di queste grandi navi in laguna. Lo diciamo ormai da 4 anni e ricordiamo 4 anni e mezzo fa, quando questo comitato è nato, eravamo su quel ponte là alle nostre spalle, il ponte lungo alla Giudecca, eravamo in 30 con uno striscione dei fumogeni. Dopo 4 anni siamo in migliaia e siamo riusciti con le nostre iniziative, con le nostre mobilitazioni tutti insieme a portare questo problema all'attenzione non solo dell'Italia ma dell'Europa. Oggi qui ci sono televisioni olandesi, televisioni tedesche, televisioni francesi, stiamo parlando a tutto il mondo in questo momento, perché questo scempio del passaggio di questi mostri galleggianti attraverso Venezia deve finire e deve finire velocemente. Oggi contesteremo 6 navi, ma ripeto, attorno a tutti i no che articolano la nostra contrarietà alle grandi navi ci sono una marea di sì. Ci sono una marea di sì che dipingono un'idea di città diversa, un'idea di città vera, abitabile, accogliente, solidale, che è il contrario dell'idea di città Luna Park, della città sfruttata, consumata e poi sputata che ha il sindaco Brugnaro, Paolo Costa, le lobby della crocieristica e tutti i grandi interessi che su questa città vogliono solo speculare. Quindi grazie a tutti di essere qui, grazie alle barche, grazie a tutti, grazie ai gruppi straordinari che si affolleranno su questo palco, grazie agli ospiti che sono venuti da fuori, compagni di strada di tantissime iniziative e mobilitazioni come i comitati Notav dalla Val di Susa, come l'assemblea dei quartieri di Barcellona che ci trova ad affrontare gli stessi nostri problemi. Oggi sarà una grande giornata e anche oggi queste navi si sentiranno un po' meno accolte e si sentiranno un po' più fuori posto nella nostra fragile città. Mi volia saber perché estaria acechara esta gente es vacía que espeta el siroco, sto mar grosso che va sotto un cielo de piombo e che porta lontan un sol povero e stanco. Sta gente va, do guarda il tempo, ciapa dos trase che impegnisse un burcio e sbarca più in là dove l'aria si scura, ma l'acqua non arriva e se sente sicura, sicura di non morire, con gli ossi bagnati, maneri di un fumo che non si ferma mai. Mose non sono tutte rose, a fare queste cose non l'ha presunta frode. Mose non sono tutte rose, a fare queste cose non l'ha presunta frode. Un saluto a tutti dalla Val di Susa e dal coordinamento
l'esercito dei comitati Notav. Siamo molto emozionati di essere qui e di rivedere, ecco, nei volti di queste donne, questi uomini di tutte le età, la stessa passione, la stessa determinazione che noi da più di 25 anni mettiamo in campo tutti i giorni nella nostra terra per resistere a una militarizzazione, un attacco da parte dello Stato senza precedenti. Stiamo girando l'Italia per dire a tutti coloro, ecco, che sono stufi di subire le decisioni di questo governo, di prendere in mano il proprio destino, di decidere del proprio futuro. Abbiamo lanciato, invitiamo davvero tutti a partecipare a una grande assemblea che si terrà a Roma il 1° ottobre all'Università La Sapienza per costruire una data grande, grandissima, a una settimana dal referendum costituzionale, per dire no ovviamente adesso, ma anche per provare a cacciare definitivamente questo governo di ladri che sta distruggendo i nostri territori. Ci saremo noi, ci sarete voi, ci saranno tantissimi altri comitati territoriali, No TIRIV, No Dal Molin, No Base, che combattono contro le servitù militari, quelli che combattono contro le discariche, gli inquinamenti dei propri territori, ma ci saranno anche giovani studenti, lavoratori. Ecco che un'occasione per poter prendere parola anche al di fuori della nostra terra e dei nostri territori. Come diceva Tommaso poc'anzi, Nicoletta, una nostra storica attivista, una nostra amatissima compagna Notav che ha 70 anni, è evasa 2 giorni fa dagli arresti domiciliari. Era stata Nicoletta, adesso sta aspettando nel locale che di sua proprietà, la Credenza, un luogo di ritrovo del tutto movimento, che vengano a prelevarla. Al di fuori, ecco, della Credenza c'è il popolo Notav unito che sta facendo i turni giorno e notte. Ma parlando con Nicoletta, ecco, si può scoprire l'entusiasmo di una donna che ha deciso, ecco, di portare avanti questo gesto simbolico, ma lei lo fa con gioia e con serenità, perché solo chi è dalla parte giusta può davvero decidere di compiere gesti così forti senza paura, ecco, di guardarsi mai indietro. E quindi è questo il messaggio che vi portiamo oggi dalle nostre valli. Ogni battaglia, anche le più difficili, le possiamo vincere se siamo uniti, se siamo tutti insieme. Bacalite OCB, lotta per l'indipendenza come in Vietnam Ho Chi Minh. Testa alta, piedi sulla sabbia, figlio della rabbia. Fanculo, la guardia che mi guarda. Qui l'amore è morto come dice Oxtra. Chi cerca il paradiso ma è un inferno come a Oz. Hola, bona tarda. Sou molt bonics, venecians i venecianes. Us estimem. Vi ringrazio tanto di averci invitati e vi mostriamo la nostra solidarietà. Non siamo molto abituati a parlare in pubblico, noi siamo più gente di azione e niente, siamo qua per sostenere la lotta contro le grandi navi che sono un problema in molti paesi, a Barcellona anche da noi ce ne sono tantissime e c'è anche quella più grande del mondo che si chiama Harmony of the Seas, che noi la chiamiamo Harm of the Seas. E un'altra cosa importante è la cosa della casa. La casa, sia la nostra gente che i veneziani vediamo che è impossibile vivere nelle nostre città perché il turismo ci sta espulsando dai nostri quartieri, dalle nostre case come da voi. Nel nostro quartiere il 45% della gente è dovuta andare via.
Quindi pensate che ogni volta che venite a Barcellona c'è un cittadino in meno che può vivere lì. Dovete resistere, unirvi e andare avanti con questa lotta contro le grandi navi per la casa e ripopolare questa città bellissima di gente così bella. Grazie, un saluto da Barcellona. Venezia dei ponti che mancava, dei canali che si scava, Venezia si allaga e si allagava, Venezia dà in affitto, Venezia americani, c'è colpa dei turisti e dei salmonicani. Venezia, ponti e sospiri, dai Mori agli Emili, Venezia grande storia ovunque te giri, l'altra Venezia, un'altra roba che non si conta, l'altra storia, l'altra Venezia che asconta. Venezia, ponti e sospiri, dai Mori agli Emili, Venezia grande storia ovunque te giri, l'altra Venezia, un'altra roba che non si conta, l'altra storia, l'altra Venezia che ascolta. L'altra Venezia che ascolta. Venezia Biennale, Venezia Carnevale, Venezia cade quei che te pissa so in CAE. Venezia, studenti nelle stanze, uno steo, pai vacanze e i parenti a Santa Marta coi naranze. Venezia commercianti che piange sempre il morto, Venezia dei crociere ma senza un vero porto. Venezia abusiva, veneziani che ti aspetta in riva, fermi tutti, spritz con l'oliva. Venezia festa in maschera, romantica e ladra, Venezia i veneziani che comunque non si inquadra. Venezia se calcio che noi fa arrivare in alto, Venezia se rialto, Venezia antico smalto, Venezia bancarè che tanti fa mangiare, Venezia delle maree che non si può fermare, Venezia se affari, pai furbi e pai scaltri, Venezia mai dice sempre i morti degli altri. Venezia, ponti e sospiri, dai Mori agli Emili, Venezia è una storia ovunque ti giri, l'altra Venezia è un'altra roba che non si conta, l'altra storia, l'altra Venezia che ascolta. Venezia, ponti e sospiri, dai Mori agli Emili, Venezia è una storia ovunque te giri, l'altra Venezia è un'altra roba che non si conta, l'altra storia, l'altra Venezia che ascolta. L'altra Venezia che ascolta. Fra un po' quel mostro laggiù passerà e vi accorgerete di quanto è ridicolo. Io mi sono appassionato a questa causa ma un bel po' di anni fa, stavo atterrando a Tessera da Roma per andare a fare una data e atterrando avevo scelto apposta i sedili sulla destra per poter vedere Venezia dall'alto e ho visto. E dall'alto si vede quanto Venezia sia bellissima ma piccola, fragile. E dietro a Venezia, anzi davanti a Venezia, visto dall'aereo, c'era un muro di condomini pazzeschi. E la mia prima reazione è stata, era prima che si parlasse delle grandi navi, è stato ma cosa hanno costruito sti assassini? E invece erano navi di gente che viene qua, consuma Venezia per un giorno, non capisce niente di com'è la vera vita, di com'è l'essenza dell'essere qui a Venezia. E poi la sera, come vedete, se ne va a vedere il suo spettacolino di intrattenimento degli animatori. Io invece credo che Venezia debba tornare a essere una città viva, di gente che ci vive, che ci lavora,
è la bellissima città che conoscevo quando ero un ragazzo, ma Venezia è semplicemente l'emblema più evidente di qualcosa che sta succedendo in tutto il mondo. Riprendiamoci la nostra vita, riprendiamoci il benessere degli esseri umani invece che il profitto. Extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio tornare